solo per il ripascimento diciamo, è considerata quasi una ordinaria manutenzione delle nostre spiagge, visto che giocano l'attore principale per quanto riguarda il turismo nel Veneto. Quest'anno abbiamo dato una risposta immediata anche al problema delle mareggiate che purtroppo ci sono state, che hanno creato danno e hanno eroso ancora di più le nostre spiagge. Siamo già intervenuti con un protocollo d'intesa per quanto riguarda Chioggia e Rosolina. La settimana scorsa ho sottoscritto un altro protocollo d'intesa per quanto riguarda Cavallino e Jesolo, e sono stati stanziati altri 5 milioni di euro, un accordo di programma col magistrato alle acque, e anche lì inizieremo non solo la fase di ripascimento ma anche la fase di interventi strutturali che dovranno dare una risposta definitiva al problema proprio dello spiaggiato e il problema del mantenimento delle spiagge. Quindi i nostri concittadini che andranno sulle nostre spiagge venete troveranno una spiaggia. Sì, troveranno una spiaggia a posto, le solite nostre belle spiagge, troveranno tutti i servizi, e per noi era importante dare una risposta immediata perché ormai la stagione, tempo permettendo, è imminente, quindi come dicevo prima il turismo per il Veneto è una regione, è una voce prioritaria importante, quindi per noi era sicuramente prioritario dare una risposta immediata a tutti quei comuni costieri che purtroppo hanno subito sia il discorso delle mareggiate ma anche quella che è la continua manutenzione annuale che facciamo delle spiagge.